Una prima nazionale è la dimostrazione che quel progetto che abbiamo in mente l'abbiamo realizzato. 2 elicotteri contemporaneamente possono atterrare qui, possono gestire casi diversi di soccorso e poi un hangar sullo stesso piano della superficie, dell'elisuperficie, per dare ricovero a altri 2 elicotteri e quindi per le manutenzioni, unico nel suo genere. Oggi noi possiamo dire che anche con questa elisuperficie, che è unica a livello nazionale, ci proiettiamo verso quello che è il volo notturno. Ci saranno 4-5 mesi di addestramento per volare con i visori ottici di notte e dopodiché potremo atterrare a Rocca Pietore per magari un soccorso stradale in strada piuttosto che per un malore, o andare da altre parti anche sulle cime per il soccorso alpino, tutto di notte. Ci abbiamo messo un po' di più perché volevamo questa sfida e vincerla fino in fondo. Significherà che il malcapitato, l'infortunato, l'intervento da farsi di notte in qualche valle, in qualche pendio, la si fa direttamente a prescindere che ci sia una piazzola oppure no.